Oggi imponente manifestazione per i 100 anni del Monumento ai Caduti, ieri celebrati 249 della Fondazione della Guardia di Finanza. Sbarchi senza fine, l'hotspot di Lampedusa conta 1200 presenze, 500 saranno trasferite a bordo della Cassiopea. Il Libero Consorzio approva il bilancio, al Comune invece sarebbe andato deserto il bando per il controllo di vicinato, Favara da 4 giorni e senza raccolta di rifiuti per lo sciopero dei netturbini. Tutte le marinerie italiane a Sciacca per protestare contro la limitazione della pesca a strascito imposta dall'Europa. Il CEPASA celebra la figura del mecenate Alexander Hardcastle e lancia l'idea di come possa funzionare il Parco dell'Addolorata. E ben trovati con l'informazione di TVA Notizie. Apriamo con le celebrazioni. Stamane imponente manifestazione ad Agrigento per la cerimonia che ha voluto si celebrassero i 100 anni dell'anniversario del monumento ai caduti che è sito nella centralissima Villa Bonfiglio. Una iniziativa che è stata organizzata dal Comune di Agrigento di concerto con il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e che ha visto la presenza delle massime autorità locali. Vediamo. Si è svolta stamani la cerimonia per celebrare i 100 anni, l'anniversario della costruzione del Monumento ai Caduti, sito al Viale della Vittoria, all'interno di Villa Bonfiglio, presenti le massime autorità civili, militari, l'associazione della città. La cerimonia ha visto il saluto del sindaco Miccichè, quello del comandante dei carabinieri Stingo, il professore Di Bella a citare le origini del monumento, creato dall'architetto Rutelli, quindi l'alzabandiera, la cerimonia di posa della corona di alloro in memoria ai caduti di tutte le guerre, la scopertura di una targa ai piedi del monumento con la scritta alla città di Agrigento e ai suoi concittadini caduti per la patria nella seconda guerra mondiale in occasione del centenario di questo monumento. Altra scritta nella fascia destra agli agrigentini caduti nelle missioni di pace nel mondo in occasione del centenario di questo monumento. Una cerimonia importante oggi questa che si fa qui a Villa Bonfiglio davanti al monumento dei caduti, 100 anni dalla sua fondazione. Sì, oggi è un giorno importante per Agrigento, sono i 100 anni della realizzazione del monumento dei caduti. Ricordate lo stato di degrado cui versava, finalmente siamo riusciti a riprenderlo, c'è la fontana che è funzionante e vi dirò di più, l'amministrazione comunale dona ad Agrigento, quindi al suo monumento ai caduti, anche una targa con 2 dediche ai caduti agrigentini e nella seconda guerra mondiale ma anche nelle missioni di pace nel mondo. 100 anni di storia di un monumento eretto qui dagli agrigentini, dai girgentani, che decisero di ricordare i loro caduti del primo conflitto mondiale, della Grande Guerra. A distanza di 100 anni siamo qui come presidio militare, come forze armate, come forze di polizia, come amministrazione comunale per ricordare tutti coloro i quali hanno perso la vita in tutti i conflitti, nelle operazioni di guerra ma anche nelle operazioni di pace. È un momento di riflessione in cui la capitale della cultura italiana 2025 dimostra di essere un tassello importante della storia del nostro Paese. Anche per ricordarlo ai giovani, in un momento in cui magari i giovani si dedicano ad altro, comandante. Memoria e storia. E noi dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani anzitutto e agrigentini in particolare. I ragazzi devono conoscere il loro passato e questo monumento è qui da 100 anni a rappresentare imperituro un messaggio di onore, fedeltà, giuramento e attaccamento alla patria. Siamo qua per onorare i caduti della Prima Guerra Mondiale e è stata donata una targa alla città da parte del Comune di Agrigento nei confronti di chi ha messo a disposizione la propria vita per l'unità nazionale e quindi è giusto che queste ricorrenze vengano portate avanti soprattutto per non dimenticare. Oggi più che mai c'è bisogno di pace, di parlare di pace e non più di guerre.
quindi siamo qua per onorare questa meravigliosa giornata. Grazie. Elodie Bella è intervenuto in questa iniziativa per ricordare un po' gli aspetti tecnici del monumento, che fu di un noto architetto. Sì, l'architetto fu Mario Rutelli e questo monumento è stato dedicato naturalmente ai tantissimi giovani agrigentini che persero la vita nei campi di battaglia dal 1915 al 1918. Fin dalla fine della prima guerra mondiale gli agrigentini hanno pensato che era assolutamente doveroso tributare un ricordo, un omaggio a quei giovani che si erano immolati. E così finalmente appunto è stato il 24 giugno del 1923, quindi 100 anni fa, è stato realizzato e inaugurato questo obelisco, che ci ricorda per un verso la guerra ma per un altro verso la pace, perché uno degli altorilievi che vediamo sul monumento rappresenta un contadino che sta arando la terra, a ricordo del fatto sia che molti dei giovani che combatterono allora erano contadini, sia il fatto che finalmente con la pace poterono ritornare alle loro case, alle loro terre, al loro lavoro. E l'arrivo dell'estate rimette in moto, semmai si fosse fermato, ma certamente possiamo dire che dà vigore al fenomeno dell'approdo da parte dei migranti sulle coste lampedusane, tanto che sono state ben 1208 le presenze che si sono registrate oggi all'interno dell'hotspot di Lampedusa e la prefettura ha disposto tramite la Cassiopea che 500 di queste persone andranno ad Augusta e a Catania, ma c'è il servizio. Sono 1208 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, dove durante la notte hanno fatto ingresso altri 258 che sono stati salvati ieri sera. Nonostante la prefettura di Agrigento continua a effettuare quotidianamente trasferimenti per circa 500 persone al giorno, la struttura di Contrada Imbriacola resta sotto stress. Per la mattinata l'ufficio territoriale del governo ha disposto il trasferimento di 500 migranti con la nave Cassiopea della Guardia Costiera, che andrà ad Augusta e Catania, e poi di un altro gruppo di migranti, il cui numero è ancora in corso di definizione. Con il traghetto della linea Galaxia arriverà in serata a Porto Empedocle. Gli ultimi arrivi di ieri sono 258 migranti soccorsi dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza. Erano su una barchetta di 12 metri con al bordo 132 persone che è partita da Sabrat, Libia, come uno dei 3 barchini intercettati, mentre gli altri 2 sono stati salpati da Zaio a Libia e da Maldi a Tunisi. Complessivamente ieri ci sono stati 18 approdi sull'isola per un totale di 775 persone arrivate. Intanto sentiamo il presidente della Commissione Libe, Libertà Civile e Giustizia, Lopez Anguilar, che in questi giorni si è recato a Lampedusa. Abbiamo condotto un'agenda molto intensa. Innanzitutto c'è stata un'interlocuzione istituzionale, poi abbiamo anche parlato con delle organizzazioni internazionali e umanitarie che sono presenti qui nell'isola di Lampedusa, anche nella regione di Sicilia, e naturalmente la Guardia delle Finanze, la Guardia Costiera e anche col cooperato di Frontex. Poi abbiamo sentito le organizzazioni internazionali, naturalmente UNHCR, cioè il Commissariato dell'Unione Europea per i Rifugiati, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, UNICEF, la Croce Rossa, che è incaricata proprio della risposta umanitaria nello hotspot, l'abbiamo visitato questa mattina, e poi abbiamo avuto anche tempo per sentire altre organizzazioni rilevanti come Open Arms, Medicine Senza Frontiere, Rescue Ship e oggi Mediterranea, accanto a Sea-Watch. Il proposito della nostra missione era quello di non soltanto prendere nota, non soltanto ascoltare, ma soprattutto dedurre le conseguenze rilevanti per il lavoro che ci tocca fare. E il lavoro che ci tocca fare è proprio quello di legiferare sull'immigrazione e asilo, e soprattutto che questa legislazione, che è in questo momento in moto nel Parlamento europeo, con la speranza di che sia completa davanti alla fine di questo mandato del Parlamento europeo, di questa legislatura, sia un valore aggiunto di risposta all'altezza dei bisogni di Lampedusa, della Sicilia, dell'Italia e di ogni Stato
di prima linea. Abbiamo anche cercato di dedurre le lezioni di ogni testimonianza per approcciare il lavoro che tocca fare fino alla fine di questa legislatura e proprio portare avanti un nuovo patto di migrazione e asilo, l'abbiamo chiamato così, che consiste in 5 leggi europee, si chiamano regolamenti europei, che sono direttamente vincolanti per gli Stati membri, 5 leggi europee che devono combinare un nuovo assetto bilanciato, un nuovo bilancio tra i due principi basilari del sistema europeo di migrazione e asilo secondo il Trattato di Lisbona, che sono responsabilità condivisa e solidarietà. E l'emergenza si vive a Lampedusa quotidianamente. Restiamo in tema di migranti e parliamo del servizio di accoglienza integrata ad Agrigento. Sono salvi i dipendenti. Vediamo. In una nota stampa la UIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario Gelo Acquisto, afferma come il servizio di accoglienza integrata ad Agrigento i dipendenti sono salvi. Si è tenuto ieri pomeriggio, afferma Gelo Acquisto, al comune di Agrigento, l'incontro tra la delegazione dei rappresentanti sindacali della UIL, la stazione appaltante e il comune di Agrigento e l'associazione uscente Aquarinto e Lati, la mano di Francesco e la cooperativa San Marco, vincitrice della gara di appalto per la prosecuzione del servizio di accoglienza integrata ad Agrigento. Il bando di gara prevedeva una clausola sociale per la salvaguardia del personale in forze nell'associazione uscente. Messi sul tavolo della trattativa gli elenchi dei dipendenti e discussa la modalità di svolgimento del passaggio, si è formalizzato quindi e sottoscritto l'accordo che prevede il transito di tutti i lavoratori presso il nuovo soggetto attuatore. La nostra organizzazione esprime soddisfazione, afferma Gelo Acquisto, per quanto sottoscritto nell'interesse di quei lavoratori già messi alla prova da difficoltà e investiti di responsabilità non indifferenti, data la delicatezza del compito che hanno portato avanti ogni giorno, nonostante la loro situazione fosse stata nell'ultimo anno davvero pesante. E torniamo a parlare di celebrazioni, ne abbiamo discusso nei titoli. Ieri sono stati celebrati i 249 anni della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, anche qui tantissime le autorità presenti, vediamo. Positivo il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza di Agrigento, che nel corso dell'anno fino ai primi mesi del 2023 ha eseguito ben 4.700 interventi urgenti, concludendo 139 indagini di polizia giudiziaria. 38 soggetti individuati esercenti attività di impresa sono stati scoperti totalmente sconosciuti al fisco, 116 quelli denunciati per mancata presentazione di denunzia dei redditi, interventi ispettivi per un recupero di circa 40 milioni di euro, evasione sui controlli sui frodi sui carburanti, sui fondi del PNR, sui fondi relativi al bonus casa 110%, sul reddito di cittadinanza, sul lavoro nero, sulle commesse clandestine, nel campo dell'immigrazione. Questi i principali risultati che sono stati elencati nel corso della festa della Guardia di Finanza per celebrare il 249° anniversario della sua fondazione, che si è svolta ieri ad Agrigento presso la caserma Mosto dal comandante provinciale di Agrigento, colonnello Rocco Lopane. Oggi la Guardia di Finanza celebra il suo 249° anniversario dalla fondazione. Ancora prima di fare consuntivi mi preme ricordare, come ha detto anche il comandante generale, che la festa del corpo è innanzitutto esercizio della memoria, è il ricordo della nostra storia, dei nostri valori, della nostra origine. E mi piace ricordare anche una circostanza: noi festeggiamo il nostro compleanno il 21 giugno, in ricordo delle gesta e del sacrificio dei ragazzi, dei giovani finanzieri che, schierati lungo il Basso Piave, parteciparono facendosi onore alla battaglia del solstizio d'estate, che aprì la vittoria del primo conflitto mondiale il 21 giugno del 1918, e con loro vogliamo onorare tutti i caduti della Guardia di Finanza nella Grande Guerra, nella Seconda Guerra Mondiale sul fronte greco-albanese, su quello di Cefalonia, di Corfù, e tutti i nostri eroi, tutti caduti nell'adempimento del dovere fino all'appuntato pellegrino in servizio presso il soccorso alpino di Cuneo, deceduto durante un'attività di servizio solo alcuni giorni fa.
La cerimonia odierna è poi anche momento di riflessione, sia in chiave prospettica su quelle che sono le attività future del Corpo, sia come consuntivo delle attività che sono state già svolte. Vedete, stiamo vivendo un periodo complesso, forse il più complesso degli ultimi 10 anni. L'economia era in ripresa dopo la forte caduta del prodotto interno lordo dovuto all'economia da Covid, ma la ripresa è stata frenata dal mutato quadro geopolitico, dalla guerra in Ucraina, dall'aumento dei prezzi, dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dall'instabilità che ciò ha determinato nello sviluppo del mercato. Effetti che chiaramente andranno a comprimere la crescita e con essa anche la capacità di spesa dello Stato. Quindi diventa per noi, quale principale polizia economico-finanziaria cui il Paese ha dato l'incarico di tutelare il bilancio sia sul versante delle entrate che sul versante delle uscite, quello di assicurarsi che tutti gli interventi programmati dall'autorità di governo per lo sviluppo economico vadano a buon fine e non vengano dispersi. Questo è importante soprattutto in un territorio come il nostro, che soffre un atavico ritardo infrastrutturale e di sviluppo economico. Punteremo la nostra azione in primo luogo sulle risorse del PNRR, seguendo 3 direttrici principali. Contrasteremo eventuali fenomeni illeciti di distrazione delle risorse, miglioreremo e svilupperemo l'azione antifrode e anticorruzione, impediremo l'infiltrazione della mafia e della criminalità organizzata nel tessuto economico e evitando che possano approfittare delle risorse messe in campo dall'autorità di governo, dalla Comunità Europea con gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Naturalmente questo comporta un grosso sforzo per la Guardia di Finanza, una capacità di innovarsi, rinnovarsi, essere al passo coi tempi, sviluppare nuove tecnologie e saper soprattutto cogliere le trasformazioni in atto per essere sempre allineati alle mutate esigenze della gente e del Paese. Prova della nostra attività sono i risultati che abbiamo conseguito in questi 17 mesi, che poi verranno pubblicizzati con un apposito comunicato stampa. Questa sede però mi preme sottolineare quelli che sono stati gli aspetti per dare un'idea del fenomeno. Abbiamo eseguito 504 controlli e verifiche fiscali, proponendo un recupero a tassazione di oltre 40 milioni di euro, con un'imposta evasa che noi abbiamo calcolato in 12 milioni di euro. Particolarmente incisiva è stata l'azione che abbiamo sviluppato per il contrasto all'indebito utilizzo dei crediti d'imposta, specie quelli del settore edilizio, i cosiddetti bonus edilizi. Abbiamo accertato frodi per crediti inesistenti per circa 39 milioni di euro, 15 dei quali già incassati. Abbiamo denunciato 16 persone, 10 sono state tratte in arresto e circa 70 beneficiari sono stati verbalizzati e segnalati all'Agenzia delle Finanze per il recupero del credito già utilizzato. Nel lavoro nero abbiamo effettuato 169 interventi, trovandoci 280 lavoratori in nero. Abbiamo eseguito quasi 300 controlli a reddito di cittadinanza, la quasi totalità dei quali si sono rivelati indebite percezioni, con un danno di circa 3 milioni di euro. Abbiamo segnalato 5 milioni di euro di danno erariale, segnalato 9 persone per corruzione e una larga parte delle nostre attività l'abbiamo destinata al contrasto del gioco illegale. Abbiamo chiuso 40 punti di raccolta di scommesse clandestine, anche per arginare sia l'evasione delle imposte collegate al gioco online, ma anche fenomeni particolarmente preoccupanti dal punto di vista sociale, quali la ludopatia. Un altro settore in cui abbiamo destinato grandi risorse è stato il contrasto all'uso e al commercio di sostanze stupefacenti. Sempre più i nostri giovani
si avvicinano alle sostanze stupefacenti. Abbiamo segnalato per uso più di 170 soggetti e abbiamo sequestrato più di 210 kg di sostanza stupefacente. Un ultimo pensiero consentitemi di rivolgere ai finanzieri che in mare tutti i giorni intervengono per il contrasto all'immigrazione clandestina, ma che si trasforma sempre in attività di salvataggio. Sono più di 30.000 i migranti che sulle nostre imbarcazioni sono stati portati in salvo e hanno trovato il porto sicuro sulle nostre coste. E cambiamo argomento perché il Libero Consorzio di Comuni di Agrigento ha approvato ieri il bilancio. È uno strumento atteso che darà all'ente la possibilità di operare attraverso le proprie competenze. E noi abbiamo sentito in merito il commissario, il dottore Raffaele Sanzo. Ascoltiamolo. Commissario, ecco, ieri sera si è approvato il bilancio preventivo del 2023, ecco, ci ragguagli in tal senso, è diciamo un'ottima notizia, no? È una buona notizia, abbiamo rispettato i tempi sostanzialmente, abbiamo dato il via a un anno di cose credo interessanti. Mi piace sottolineare in primo luogo che abbiamo portato l'orario di 132 lavoratori da 24 ore settimanali a 30 ore, dandogli quel minimo di dignità per affrontare il quotidiano e la vita di tutti i giorni. Abbiamo messo delle risorse impegnative per riaprire il teatro all'interno del giardino botanico. Speriamo di fare in tempo, anzi certamente faremo in tempo ad avviare la stagione anche con uno spazio per i giovani e le scoperte del territorio. Abbiamo fatto anche un'operazione molto interessante mettendo delle risorse per i bambini e i ragazzi che hanno meno possibilità, i ragazzi diversamente abili. Naturalmente ci sono decine di milioni per le scuole, per le strade, stiamo riprendendo vita, non merito del commissario naturalmente, arrivano i finanziamenti, la struttura è pronta per intervenire sul territorio. Ci vorrà del tempo, ma finalmente siamo partiti. Un altro punto importante sono le strade, la viabilità provinciale che da un po' di tempo risulta abbandonata, ma recentemente sono stati fatti anche dei lavori di recupero del manto stradale. Sì, naturalmente come dico abbiamo 1200 km di strade provinciali a cui bisogna aggiungere le strade interpoderali, le strade ex consortili. Ci vorrebbero 250 milioni per metterle in sicurezza, non per farle bene. Noi stiamo spendendo quest'anno per le strade stiamo spendendo circa 40 milioni per metterle in sicurezza. Quindi avremo le aziende che lavoreranno sulle strade per far viaggiare i nostri figli, i nostri parenti e noi stessi con maggiore sicurezza. C'è anche un patrimonio scolastico edilizio notevole, su questo ci sarà un recupero, chissà magari anche dell'ex istituto Via Fermi? Allora, abbiamo fatto un nuovo progetto, il progetto è pronto, si apriranno i bandi tra poco, ci sarà una spesa di circa 30 milioni, 28 milioni, qualche cosa. Adiremo alle proposte di finanziamento regionali e abbiamo ragionevoli speranze di accedere ai finanziamenti. Ieri abbiamo parlato delle numerose lamentele pervenute alla nostra redazione per la pioggia di cartelle esattoriali che in queste giornate inonda le PEC degli agrigentini. Noi abbiamo voluto sentire l'assessore al ramo Aurelio Trupia che ci ha spiegato il perché della mancata adesione del comune alla possibilità di rottamare le cartelle. Lui dice che comunque gli agrigentini non hanno avuto preclusa alcuna possibilità. Ascoltiamo. Assessore Trupia, ecco, in questi giorni abbiamo ricevuto tantissime lamentele perché stanno arrivando centinaia di cartelle degli anni 2014 con esosi e esborsi di spese. Come rispondere ai cittadini? Ecco, come mai il Comune dopo 9 anni, dal 2014 siamo al 2023, arrivano ora queste cartelle?
Allora, noi intanto consegniamo i ruoli all'agente per la riscossione, quindi poi è l'agente per la riscossione che provvede all'emissione delle cartelle. Bisogna ricordare che ci sono stati 2 anni di fermo dovuto a normative nazionali per via del Covid, per cui tutto è stato fermo, e quindi ad oggi la macchina amministrativa per la riscossione si è messa di nuovo in moto. Il Comune di Agrigento, con delibera di Consiglio Comunale di qualche mese fa, non ha aderito alla rottamazione delle cartelle riguardanti solo ed esplicitamente i tributi comunali. In ogni caso il contribuente ha la possibilità di aderire alla rottamazione quater, che gli permette di assolvere al proprio dovere avendo le sanzioni e gli interessi condonati. E quindi cosa deve fare? Il contribuente fare una domanda al comune, all'esattoria? No, allora il contribuente deve registrarsi presso il sito dell'Agenzia delle Entrate, chiedere la propria posizione contributiva, gli arriverà un prospetto a casa, dopodiché può aderire alla rottamazione e, se non ricordo male, può poi eventualmente pagare in 4 rate dal momento in cui l'Agenzia per la riscossione gli risponde. Spesso le tasse sono esose, però i servizi sono scadenti, assessore. Questo purtroppo dipende anche dalla riscossione che riesce a fare il Comune, perché se tutti i contribuenti versassero regolarmente magari i servizi sarebbero migliori. Ecco, non crede che il Consiglio abbia sbagliato ad adottare la misura di non aderire alla rottamazione, considerando che Agrigento purtroppo da anni è sempre l'ultima in classifica per reddito pro capite? Sarebbe stato un gesto importante per la città. No, rispetto alla delibera che è stata approvata dal Consiglio Comunale, il contribuente non ne ha avuto nessun danno, perché, ripeto, attraverso l'adesione alla rottamazione quater riesce ad ottenere le stesse misure che avrebbe avuto dall'eventuale delibera del Consiglio Comunale, dove avrebbe abbonato così semplicemente le sanzioni e gli interessi senza avere la certezza della riscossione, perché il debito di sorte capitale rimaneva lo stesso. E adesso parliamo di controllo di vicinato, che vogliamo sottolineare non significa spionaggio, ma attenzione a terzi che inusualmente si trovano in taluni contesti e vengono notati all'interno di un quartiere e che potrebbero essere lì proprio per gironzolare e carpire situazioni e abitudini e poi compiere atti criminali. E questo è il significato del controllo di vicinato. E intanto c'è stato un bando che è andato probabilmente deserto. Ascoltiamo. Sembrerebbe sia andato deserto il bando del Comune di Agrigento relativo al controllo di vicinato, che era stato anche oggetto di un convegno. L'iniziativa era stata lanciata dalla prefettura, ma l'idea, a giudicare dai commenti letti sui social, non è stata probabilmente comunicata con la dovuta chiarezza ed efficacia, perché in tanti hanno tradotto il messaggio come una sorta di spionaggio da fare per trasferire alle forze dell'ordine informazioni. Non è esattamente così. Controllo di vicinato significa creare una rete tra cittadini che, conoscendosi, vogliono evitare che terze parti possano turbare l'equilibrio già esistente nel quartiere, ed è finalizzato solamente a prevenire atti criminali, danneggiamenti, furti e situazioni in cui i residenti possono trovarsi in difficoltà. Dunque nessuna attività di spionaggio tra cittadini che abitano in una zona, ma attenzione ai movimenti sospetti provenienti da terzi estranei che, in quanto presenze non abituali, andrebbero segnalate per garantire la sicurezza di tutti. E adesso ci fermiamo qualche istante per la consueta pubblicità e torniamo tra poco. Restate con noi perché abbiamo tante altre notizie. Adesso alcune brevi di cronache, una rissa allicata probabilmente legata a motivi di denaro non pagato. C'è stato un 35enne che
finito al San Giacomo d'Altopasso a seguito delle ferite riportate. Però la cosa strana di questa vicenda è che non si è trovato il contendente. Dunque i carabinieri hanno comunque avviato le indagini e si pensa che comunque dietro questa storia possa esserci traffico di stupefacenti. Mentre a Linosa sono stati rubati dei soldi, sembra una quantità di denaro liquido anche consistente, che erano contenuti all'interno di una cassapanca di una casa di un povero anziano che ha scoperto il fatto e ha immediatamente fatto la denuncia. Non si sa l'ammontare del danno, però sembra certo che le indagini non possano essere facilitate da telecamere di sicurezza che non erano presenti in zona. E altra notizia: sono stati inflitti 3 anni e 6 mesi di reclusione ad un parrucchiere 46enne agrigentino che avrebbe usato violenza contro la moglie picchiandola, avrebbe maltrattato anche il figlio che quest'ultima aveva con lei ed era nato da una precedente relazione. Addirittura l'uomo avrebbe utilizzato un GPS per tenere sotto controllo i movimenti della moglie. E adesso parliamo di Favara, dove da 4 giorni non c'è raccolta dei rifiuti per uno sciopero dei netturbini. Vediamo Giuseppe Moscato cosa ci racconta in merito. Continua lo sciopero dei netturbini di Favara, che per il 4º giorno consecutivo si sono astenuti nella raccolta dei rifiuti e anche nello spazzamento delle strade. La motivazione, lo hanno detto già da subito, è il mancato pagamento di 2 spettanze, 2 stipendi arretrati che a loro dire non consentono più di andare avanti e di portare il classico pezzo di pane a casa. L'interessamento del prefetto aveva fatto sì che le ditte si impegnassero a corrispondere 8/12 di 14esima, mentre l'amministrazione comunale ha detto di aver anticipato a lunedì prossimo il pagamento di una fattura di mensilità arretrata. Situazioni che non ne convincono i netturbini, che continuano lo sciopero. In una nota inviata alla stampa chiedono scusa ai loro concittadini per il disagio procurato, ma dicono che così non si può andare avanti, anzi la loro situazione peggiora sempre. Non hanno più credito con le banche, non hanno più credito neanche con i familiari e non riescono più a far fronte alle normali esigenze delle loro famiglie, quasi tutte monoreddito e con 2 stipendi in arretrato da percepire. La loro richiesta è il pagamento subito degli arretrati e che per il prosieguo si operi affinché lo stipendio arrivi puntualmente alla scadenza del mese. A nulla è valso quindi l'impegno del prefetto, così sembra, e quello del sindaco, che aveva fatto appello al buonsenso degli operatori ecologici per farli tornare a lavorare. Appello andato a vuoto anche per i cittadini. Antonio Palumbo, sindaco di Favara, aveva chiesto ai suoi concittadini di non conferire i rifiuti e di tenerli a casa in questo momento di emergenza, cosa che naturalmente non è successa, in quanto in quasi tutte le strade di Favara si notano cumuli di rifiuti di ogni genere, soprattutto di indifferenziato e di umido. Proprio l'umido è quello che dà il maggiore fastidio e che desta le maggiori preoccupazioni in considerazione del caldo estivo e quindi dell'accelerazione della putrefazione del materiale organico. E a Sciacca c'è stata una grande mobilitazione di tutte le marinerie italiane contro l'ultimo piano d'azione dell'Unione Europea, quello che prevede entro il 2030 una forte limitazione della pesca a strascico. Cooperative, imprese di pesca e organizzazioni sindacali hanno riunito le loro forze
forze per protestare contro quello che hanno definito l'ennesimo provvedimento assunto sopra la testa di migliaia di lavoratori. Il 20% dell'intera pesca italiana è improntata sulla pesca a strascico. In Sicilia sono 500 i pescherecci impegnati. Purtroppo le decisioni prese in Europa continuano a non tenere conto di ciò che accade nel Mediterraneo. Lo ha detto Tonino Russo, segretario regionale della FLAI CGIL, che ha continuato affermando che è un settore sempre più vessato dal caro gasolio, dall'assenza di ammortizzatori sociali, passando anche dal mancato riconoscimento della pesca come lavoro usurante. Continua dicendo che Bruxelles sappia che i nostri pescatori lavorano in modo responsabile, non hanno alcun interesse a giudicare la salubrità del mare, a pregiudicare la salubrità del mare, e conclude dicendo occorre che Bruxelles questo finalmente lo comprenda. Ci sarebbero stati alcuni parenti della gente che hanno dei precedenti penali, questo avrebbe potuto nuocere all'immagine della Polizia di Stato e tali legami di parentela avrebbero reso inopportuno il trasferimento dello stesso ad Agrigento. In un primo momento il Ministero dell'Interno ha accolto la domanda presentata dal poliziotto, ma poi dopo un parere negativo del questore di Agrigento il trasferimento è stato bloccato. Adesso il ricorso al TAR Sicilia ha permesso al tutore dell'ordine di ottenere il trasferimento ad Agrigento. E la figura del mecenate Alexander Hardcastle verrà ricordata e celebrata con una serie di iniziative che la porteranno al centro dell'attenzione nel corso di una intera giornata martedì prossimo. L'iniziativa è del CEPASA di Paolo Cilona, che da sempre si è speso perché l'importante figura, esempio di cultura e amore per l'arte e l'archeologia, avesse dalla città il meritato riconoscimento. Paolo Cilona. Professore Cilona, martedì prossimo un'intera giornata dedicata a un grande di Agrigento, Hardcastle. Penso che sia un atto doveroso da parte non solo degli amici del capitano, ma anche delle istituzioni, in particolare del comune di Agrigento e del parco archeologico e paesaggistico, perché il capitano ha dato tanto alla nostra terra e soprattutto investì in favore dell'archeologia ingenti somme per dare lustro e per scoprire i tesori dell'antica Agragas. Quindi da parte nostra ricordarlo è un atto di civile attenzione e soprattutto di grande gratitudine per l'opera da lui svolta compiutamente. Si inizierà la mattina? La mattina ci sarà la scopertura di una lapide per ricordare il 90° della morte del capitano, che è avvenuta il 27 di giugno del 1933. E poi nel pomeriggio ci sarà un convegno, l'uomo, l'archeologo e il suo tempo, e poi una cosa molto interessante, che finalmente una delle sale del Museo Archeologico Pietro Griffo sarà dedicata interamente. Dove sarà il convegno? Il convegno sarà nella sala Zeus del Museo Archeologico di Agrigento. Ma il vulcanico Paolo Cilona, che da sempre ha sostenuto la cultura e la crescita cittadina, credendo fermamente nelle potenzialità di Agrigento, ha colto l'occasione per illustrarci un'idea che lancia attraverso i nostri microfoni e che riteniamo che in vista di Agrigento, capitale della cultura 2025, meriterebbe veramente immediato accoglimento da parte delle istituzioni che esse hanno a cuore le sorti della città. Parliamo con Paolo Cilona del Parco della Dolorata, che peraltro è immediatamente limitrofo ai confini del parco archeologico, e sentiamo cosa ha pensato a riguardo Paolo Cilona.
Una proposta ci arriva dal professore Paolo Cilona relativamente alla gestione del Parco della Dolorata. Sentiamola. Bene, il Parco della Dolorata è nato dopo la frana di Agrigento. Le opere sono state realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno. Lì è stato realizzato pure un bellissimo teatro di pietra per 3.000 spettatori. Bene, da più di 40 anni quel parco è in degrado assoluto, abbandonato. E allora la proposta che io mi permetto di fare all'amministrazione comunale di Agrigento è di darlo in comodato d'uso all'assessorato regionale ai beni culturali, con l'impegno di trasferire l'intero parco della Dolorata al parco archeologico e paesaggistico di Agrigento. E così i due parchi si uniscono e diventa un unicum, anche perché sull'area del Parco della Dolorata insistono le tombe della necropoli Pezzino. Quindi noi faremmo un grandissimo servizio alla città, specie che ci troviamo alla vigilia della città capitale della cultura. Una proposta, a sentirla ovvia, semplice, ma che ad Agrigento, diciamo, non viene presa molto in considerazione. Come mai? Non viene presa in considerazione perché i disegni sono diversi, per cui qualcuno pensa di poter disporre di quell'area in modo diverso. Io ritengo invece che la cosa più importante è assegnare il Parco della Dolorata al Parco archeologico e paesaggistico di Agrigento, perché diventi un unicum e si possa benissimo avere una risposta a quelle che sono le esigenze della promozione e della valorizzazione del Parco della Dolorata. Sul modello di come si è fatto per le fabbriche chiaramontane di via San Francesco, insomma. Penso che qualsiasi soluzione sia la migliore dell'attuale situazione. Penso che l'assessorato ai beni culturali, da me intervistato, come l'assessore che è venuto qui, ha detto: sono ben lieto di poter fare questa operazione nell'interesse della città dei templi. Quindi non ci sono presupposti o problemi di diversa natura, c'è soltanto la disponibilità di darlo in comodato d'uso all'assessorato, e finisce così questo abbandono di un parco che è tra i più belli della nostra città. Al via il patto di amicizia tra il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal professore Pira, che ha voluto restituire quello fatto dal club di Agrigento alla Mezzia Terna nei giorni dal 9 all'11 giugno scorsi. Ieri sera sono arrivati i soci lametini, che sono stati accolti festosamente da quelli di Agrigento con una cena conviviale tra loro. L'idea del patto è nata da due presidenti, quello di Agrigento Pira e quello di Lamezia Terme e Rocco Ciriano, che da anni sono legati ad una profonda amicizia. La conferma del patto di amicizia tra i due club sarà firmato stasera a Realmonte presso la sala del Consiglio Comunale, alla presenza del sindaco della città Lattuca, che è anche socia dell'Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presente anche le autorità lionistiche, religiose e militari. Oggi una giornata ricca e intensa di appuntamenti, visita alla Villa Romana, a Realmonte, poi alla Scala dei Turchi, quindi a Porto Empedocle con i percorsi d'inchiostro e una visita ai luoghi di Andrea Camilleri. Domani si va alla casa natale di Luigi Pirandello per concludere poi alla Valle dei Templi di Agrigento. La ridi e dalla, tira la quannettina, si confisca il buono e avira sa fortuna, tira la ridi, tira la cotona, voglio venire.
A Sciacca 2 giorni dal titolo Open Studi Aperti 2023. L'architetto è indispensabile. Vediamo di cosa si tratta. Siamo ancora una volta qui a Sciacca a presentare una nuova mostra di architettura collegata ad Open Studi Aperti, una manifestazione nazionale che si tiene proprio su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di far conoscere il mondo dell'architettura non tanto agli addetti ai lavori ma diciamo al grande pubblico. L'obiettivo è quello di avvicinare l'architetto al cittadino e di far comprendere l'importanza della buona architettura per una crescita sana, per la qualità delle nostre città e per anche la qualità della vita dei cittadini. Quindi devo dire che in questi giorni, in questa occasione abbiamo tra l'altro l'opportunità di dare una maggiore importanza alla manifestazione perché abbiamo un ospite d'onore, un certo professor Franco Purini che tutti conosciamo, è un noto esponente dell'architettura razionalista italiana. Abbiamo avuto l'onore ieri di ospitare una sua Lectio Magistralis, di consegnargli anche il premio della Matita d'Oro del centenario. È stato per noi un onore averlo anche qui. Oggi io credo che Sciacca può costituire oggi e domani la vetrina dell'architettura prodotta, architettura di qualità prodotta in provincia di Agrigento in Italia a livello nazionale. Quindi è un momento interessante. Sono particolarmente colpito dall'interesse, dalla partecipazione e devo dire che non a caso abbiamo scelto Sciacca come luogo perché lo stiamo ripetendo, l'avevamo scelto nel 2019, lo abbiamo reiterato ancora una volta proprio perché riteniamo che proprio a Sciacca ci sia un tessuto proprio culturale favorevole a promuovere l'architettura di qualità. Ci sono tanti architetti che sanno lavorare bene, che producono architettura di qualità e poi devo ringraziare anche il gruppo dei consiglieri dell'area occidentale, insomma Michele Ferrara, Toto Porretta e Giacomo Cascio, che sono impegnatissimi in questa manifestazione. Io credo che la reitereremo anche l'anno prossimo. 2023 e si ripete Open Studi a Sciacca. Quest'anno è un anno diverso rispetto a quello degli altri anni perché siamo stati impossibilitati a organizzare l'evento. L'ultimo evento l'abbiamo fatto nel 2019, poi causa pandemia si è rinviato tutto e dunque siamo nel 2023, siamo riusciti a coinvolgere 20 studi importanti della provincia di Agrigento. La location è rimasta sempre la stessa, bisogna fare un ringraziamento a tutto il Consiglio dell'Ordine, al Presidente Rino Lamendola e ai colleghi nel gruppo di lavoro che sono qui presenti, Totò Porretta e Michele Ferrara. Dunque è un evento importante, è un evento di sensibilizzazione sicuramente del fruitore esterno, del cittadino che parteciperà alle 2 giornate. Non sono solamente 2 giornate di studio, ma sono anche 2 giornate in cui c'è un momento anche di svago, di divertimento. Saranno organizzati i vari eventi musicali e dunque si ha la possibilità anche e la fortuna anche, grazie anche al nostro Presidente, di avere presente qui Franco Purini, un grosso nome dell'architettura, che abbiamo incontrato anche ieri, nelle giornate tematiche dell'anniversario, dei 100 anni dell'anniversario degli Ordine degli Architetti e degli Ingegneri. Open Studi 2023. Si ripete dopo il 2019 l'evento di Open Studi, un evento nazionale dove l'Ordine di Agrigento ha voluto fortemente di fare questo Open a Sciacca all'interno dell'atrio superiore del comune. Siamo pronti già per poter fare questa grande manifestazione, una bellissima manifestazione, un evento importante perché ci sono 20 architetti che espongono i propri lavori e all'interno di quella mostra, che non sarà una mostra statica ma è una mostra movimentata.
intanto incontrarsi tra architetti e quindi misurare il proprio impegno rispetto a quello di altri gruppi e quindi in qualche modo apprendere che cosa in una città si sta muovendo sul piano della ricerca architettonica e dall'altro comunicare il lavoro che si è fatto alla comunità urbana che viene a visitare questo bellissimo chiostro, questo cortile, vedrà una serie di progetti e farà una serie di confronti, di comparazioni molto importanti per quanto riguarda l'opinione, diciamo, generale della città rispetto all'architettura. E siamo in chiusura, però vogliamo ricordarvi che alle 16 di oggi pomeriggio il programma A Sua Immagine di Rai 1 si occuperà della nostra città, della città di Agrigento e Lorena Bianchetti, in vista di quell'appuntamento che è Agrigento Capitale della Cultura 2025, ne mostrerà aspetti meno conosciuti a partire dalla cattedrale di Agrigento e dalle sue ricchezze culturali, poi anche puntando i riflettori su Punta Bianca e ricordando grandi uomini e letterati, scrittori della nostra città e della nostra provincia. Con questo concludiamo il nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi e auguriamo a tutti un buon weekend, dandovi appuntamento con la nostra informazione che torna lunedì. Arrivederci.